Sindaci, rappresentanti delle categorie economiche, cittadini tutti uniti per chiedere a gran voce che il convento bassanese dei frati cappuccini a Margnan non chiude i battenti. Un punto di riferimento per la comunità non solo dal punto di vista religioso, ma soprattutto per l'aiuto che i frati da sempre danno alle persone con disagio economico. 70 pasti al giorno garantiti dai 9 frati che vivono nello storico convento. Un ruolo sociale, il loro fondamentale non solo per la città ai piedi del Grappa, ma per un territorio molto più vasto, come hanno confermato le tante persone presenti per avviare un'azione congiunta mirata a mantenere in vita il convento. Il tempo stringe perché a febbraio questo convento rischia di chiudere. Ma il nostro dovere di bassanesi è quello di dire che noi amiamo questi frati e questo convento e non lo vogliamo vedere chiuso. Quello che vogliamo portare noi è una testimonianza, nel senso che negli ultimi anni noi abbiamo vissuto situazioni simili con la perdita delle suore a Vastagna e Cismon e quindi vogliamo portare un contributo perché quello che abbiamo visto noi insomma è che la comunità non è più la stessa e quindi credo sia importante lottare tutti insieme per quanto possibile affinché questo non avvenga. Qui questo convento rappresenta 500 anni di storia bassanese, rappresenta l'identificazione del mondo cattolico religioso con la popolazione. Hanno una carità che supplisce a tante mancanze degli enti pubblici, per cui avere la loro mancanza significa un danno enorme, una perdita enorme per la città. Intanto è partita una petizione per dire no alla chiusura del convento di Margnan. Apriamo una sottoscrizione anche online su change.org e anche una pagina di un gruppo Facebook per far capire qual è l'importanza per il nostro territorio.